Lombardo, dice Spalletti, non aver paura. Stai tranquillo, fammi parlare a me, perché Lombardo non voleva far parlare. Poi mi brontola spesso, lo ha fatto, mi brontola. Società Sportiva, Calcio Napoli. Spalletti, ho capito che avete paura. Amici bellini, buongiorno! Perché è proprio notte, praticamente, quasi notte. A New York, ma ne è valsa la pena svegliarsi presto per ascoltare questa conferenza stampa, perché non è bastato 1, 2 dietro, poi più il tacchino, oltre le bollette, anche dietro, perché mamma mia, Spalletti stava di genio. Cominciamo. Allora, amici bellini, amiche belline, se siete nuovi, se siete capitati per caso, come mai? Fatemelo sapere, iscrivetevi al canale perché Marco Romano già l'abbiamo benvenutato e dobbiamo assolutamente sbloccare gli algoritmi con la L invece che con, a posto della EV, la EV. Che film è? Quando dice a posto della EV, la EV, ecco, fatemelo sapere. E mamma mia, è successo di tutto, come dice Gianluca Vigliotti, nel senso che tante domande, alcune non le ho potute sentire perché pubblicità, e quindi lì purtroppo vado in difficoltà, qualcosa ce la dobbiamo inventare, me la potete dire voi nei commenti se me la sono persa. Però tanti spunti, devo subito citare, subito lasciate un like per Claudia Vivenzio, ma proprio immediatamente, perché è la mia eroina. È la mia eroina ed è anche che poi crea dipendenza. Passatemi il gioco di parole. Crea dipendenza perché fa la domanda che avrei fatto io, che avrei voluto fare io, che tutta noi community, mamma mia è difficile parlare in italiano, quando ti svegli in America e non è manco il tempo di farti una doccia, calma, però fa proprio la domanda, ci arriveremo con calma, gli fa la domanda sulla comunicazione, Spalletti pare non rispondere, pare aggirarla, invece risponde e ci arriveremo con calma. Insomma, si entra in conferenza, non ho capito, non si capisce perché poi i microfoni eccetera eccetera, non ho capito se Baldari Covid, non ho capito, quindi se fosse questo il caso facciamo subito gli auguri di pronta guarigione a Baldari e si comincia con Sky che chiede un pochino il Napoli del futuro e Spalletti che mi è sembrato molto rilassato, molto tranquillo. Ho riascoltato lo Spalletti di inizio stagione che mi è piaciuto tanto il modo in cui affrontava discorsi e comunicazione, schietto e brillante. Mi è sembrato però un pochino terrorizzato per quanto riguarda le prospettive per il futuro, perché non si sa, non è dato sapere ed è normale in una condizione in cui il mercato del Napoli non lo sceglie proprio il Napoli, lo sceglie un po' il Napoli, il mercato lo subisce. Di solito se arriva un'offerta poi dopo devi trovare delle situazioni per poi sostituire, quindi non è che il Napoli decide il mercato e Spalletti ovviamente non ci può dare risposte precise in merito, è difficile dirlo, è impossibile dirlo, il futuro. È un po' una squadra che è a fine ciclo, questo è importante, dobbiamo rinnovarci noi ovviamente per rimanere lì, ma si rinnoveranno anche gli avversari, quindi non possiamo, è un po' mettere le mani avanti, non si parte dal terzo posto, lui ci spiega questa cosa qui, quindi noi non dobbiamo avere la richiesta ossessiva di dire ok, dopo il terzo posto per migliorarci dobbiamo arrivare allo scudetto, perché Spalletti dice si parte tutti da zero e ci aggiunge l'ottava sorella Fiorentina, quindi questo discorso andrà approfondito dopo il mercato ovviamente, ma quindi dice no, c'è un altro appartamento, le sorelle eccetera eccetera, quindi non si parte dal terzo posto per Spalletti e io non lo biasimo, non è solo pompieraggio, è proprio un dire le cose come stanno, nel senso che questa squadra così com'è ha potuto lottare fino a un certo punto anche per lo scudetto eccetera eccetera, la Champions tranquilli, però dobbiamo vedere se questa squadra è confermabile con tutti i giocatori che se ne andranno e cosa faranno gli avversari, importantissimo. Ancora le catene, gli si chiede Koulibaly, visto che è stata la giornata in cui si è parlato un po' di Koulibaly ieri, e per Spalletti è incedibile, poi tu lo puoi anche sostituire, dice Spalletti, con uno più giovane, anche bravo eccetera eccetera, però non sarebbe un leader, perché poi per diventare un leader servono degli anni per essere riconosciuto nello spogliatoio in quanto leader eccetera eccetera, a meno che
non metti lì un Thiago Silva, un Sergio Ramos, ovviamente quelli sono leader a prescindere, anche se arrivano improvvisamente in una squadra, ma non credo che Napoli possa comprare un giocatore del genere. Andiamo avanti, gli si chiede se ha dei punti fermi e ambizione di scudetto, e quindi si ritorna alla domanda più o meno di prima che lui aveva già sviluppato. Ovviamente dice che lui parla con Giuntoli di continuazione, però cita la forza di quelle che sono le tre solite, cioè Inter, Juventus e Milan. Dice la Juventus non è che parte che si accontenta della Champions, loro partono che vogliono vincere lo scudetto, quindi faranno delle cose per questo, e quindi noi un pochino dietro dobbiamo stare, e non c'è dubbio. K2 capitano, qua un pochino si va nello specifico anche di quelle che possono essere le offerte che il Napoli può fare per il contratto, per il rinnovo. Ricordiamo che K2 va in scadenza l'anno prossimo, e Spalletti dice non è proprio uno uguale a tutti gli altri, quindi i discorsi della società ci stanno e vanno fatti eccetera eccetera per il ridimensionamento economico, però lui spera in un contratto diverso perché non è uguale a tutti gli altri, e questa situazione va fatta. Vi siete iscritti al canale Telegram? Mi ascolto questo messaggio vocale un attimo a volo, non lo so se lo posso fare così. Shh. Poi Vale, grazie, figurati. La terra un po' tremata. Scusate, sono cose che non vi posso far sapere, però se voi ascoltate le live, se voi seguite tutto, certe cose che io devo rispettare la privacy di tutti, ma certe cose poi nei canali, i famosi canali che poi Fabio potrebbe dire sono dei fiumi, sono proprio dei torrenti in piena. Va bene così, e dopo la ringraziamo. Iscrivetevi al canale Telegram, se no siete completamente pazzi, proprio impazziti. Si insiste ovviamente, e a un certo punto pubblicità. E quindi, visto che c'era la pubblicità, non ho capito quali domande in mezzo, comunque si intravede un discorso anche tattico. Mertens con Osimhen funzionano anche se c'è, chissà, magari con altri centrocampisti diversi, e questo è un discorso molto bello, molto giusto da fare, degli equilibri, perché Mertens te lo dà l'equilibrio se tu c'hai pure un centrocampo che te lo sostiene, è chiaro. Ospina, Mertens il rinnovo. Spalletti dice poi perderli tutti sarebbe anche complicato, finisci che poi non hai più leader, e penso che la società ci pensi a queste cose. E Lombardo risponde bene. Andiamo avanti, è importante anche questa sottolineatura, non è da sottovalutare. Mario Rui e Di Lorenzo, Spalletti dice ma pure loro, cioè li dobbiamo perdere tutti. Non lo avevo proprio messo in conto di poter perdere anche loro. Ovviamente se va via Gulam, a sinistra servirà a prendere qualcuno, e poi si va su una domanda un po' più particolare: Insigne o Totti, chi è stato più amato dalla gente, eccetera eccetera. Qui giustamente Spalletti fa un po' di sorrisi, la prende larga la risposta, come è giusto che sia, però dice una cosa che io condivido: questi sono i giocatori che poi fanno sognare i bambini. I bambini sognano di diventare calciatori per calciatori di questo tipo, giocatori che con una soluzione, con una giocata riescono a cambiare anche tutto un piano tattico e un piano gara. E poi dice svegliarsi a Toronto sarà dura per Insigne, quando tu ti rendi conto ma qua non si vede Posillipo e Vesuvio, si vede tutt'altro. Si mette magari un quadretto come faccio io qua, a volte metto il Napoli, a volte facciamolo subito così, via Botham City e mettiamo il Vesuvio, così Insigne farà così anche lui. Poi si gira, gli si chiede di Fabian e Zielinski, non ho capito perché poi anche lì pause pubblicitarie eccetera eccetera, e anche sui collaboratori. Non partiranno poi tutti, alla fine non partiranno in tanti secondo Spalletti. Ci ricorda sempre questo fatto che l'anno scorso sì, pure dovevano partire tutti, però poi alla fine non sono arrivate offerte, quindi dipende sempre dalle offerte che arriveranno. E Baldini il suo collaboratore, pare si prenderà una pausa per stare con la famiglia, e quindi non continuerà la collaborazione con il Napoli e con Spalletti. Ci dice che Gulam sarà titolare e capitano, quindi Insigne parte dalla panchina. Questo è importante perché dopo vedremo anche la formazione. Non mollate, vedetevelo tutto questo video. Ma è troppo lungo, guardatevi TikTok se è troppo sto eccitato come Spalletti, che ha detto un sacco di cose belle, quindi voi guardatevi TikTok. Se il Napoli non fa i TikTok non va bene, e l'ha detto pure Claudia. Osimhen miglior giovane, ci arriviamo. Calciatore fenomenale, chi non si capiva perché stava in pubblicità, poi si capisce che è Fabian.
perché parla di lungo, di corto, che ha le punizioni, eccetera, eccetera, e poi c'è anche Lobotka in quella zona che vede meno lungo magari, ma ha delle soluzioni, e gli si dice per Lobotka che è merito suo, Spalletti dice no, è merito suo di Lobotka, e quindi bella anche questa battutina. Lotta come voleva lottare per Koulibaly, il ritorno, l'attesa, cioè il rinnovo di Koulibaly, Ospina, eccetera, eccetera, lotterebbe anche per Mertens, sì, quando De Laurentiis me l'ha chiesto, io ho risposto può rimanere, ritorna il discorso può rimanere, no, deve rimanere, un po' come dice di Koulibaly, su Mertens è un può rimanere, attenzione, questo ci deve far riflettere. Se il Napoli poi deve scegliere, dice guardi io ho il budget solamente per rinnovarne uno, vuoi Koulibaly o vuoi Mertens? E lì credo che Spalletti la domanda, la risposta l'abbia data. Cosa farà dopo lo Spezia? Se lo porta un quadretto del Napoli, eccetera eccetera. Io sono toscano, amo la campagna, non amo la città. Poi è chiaro, la famiglia a Milano, la moglie però è della Spezia, con i figli della Spezia, eccetera eccetera. Mi faccio un po' di vacanza e poi torno, quindi non ho bisogno del quadretto, perché il camper, eccetera eccetera, e tutto così. I tifosi, grazie a quello che ha fatto il Napoli, i tifosi sono tornati, eccola la domanda di Claudio, sono tornati a essere entusiasti, a seguire la squadra, con fatti, quindi le prestazioni e parole di Spalletti che hanno insomma un pochino riportato i tifosi ad amare e a legare così, però tifosi che sono vessati molto spesso da una comunicazione che è tutta particolare. E qui, questa è la domanda boom di tutti, che tutti avremmo voluto fare. Spalletti la prende molto larga, dice i tifosi sono tornati allo stadio a seguire la città, la squadra, eccetera eccetera, per le prestazioni dei giocatori, eccetera eccetera, però c'è la migliore difesa che vogliamo confermare, la migliore difesa con il Milan, quindi abbiamo un obiettivo. Come sono emozionato abbiamo un obiettivo insieme al Milan, quindi fare una buona partita con lo Spezia. C'è un obiettivo, non è una partita completamente inutile, ci possiamo togliere questo sfizio, però l'autostima, il potervi, dopo arriva questa risposta, perché lui la prende larga, dopodiché a un certo punto c'è il discorso del voler vincere che riguarda poi la comunicazione, perché io la leggo così: quando tu entri in uno spogliatoio, tu società, e decidi gli obiettivi stagionali e dici l'Europa League non ci interessa, la Coppa Italia non ci interessa, dobbiamo solo arrivare in Champions, una cosa è il voler vincere e una cosa è il poter vincere, il posso vincere. E secondo me qui, ma questa è una mia cosa personale, l'abbiamo detto nelle nostre live, vi ricordate che Guido Gentile dicevi io voglio vincere l'Oscar? Ma tu lo puoi vincere l'Oscar, voler vincere l'Oscar non significa niente. Se tu ti metti in condizione, se tu fai un film, se tu chiami i migliori attori, se tu chiami il miglior regista, se tu fai l'editing fatto bene, la colonna sonora, allora lì puoi vincere l'Oscar. Se tu invece non li fai questi film e non ti circondi dei collaboratori giusti, ma come vinci? Quindi questa è la cosa. Quindi, e poi dice Spalletti anche una questione di l'autostima. Io quando ho premuto per vincere e ho spinto a manetta per dare autostima, i giocatori forse non ci credevano fino in fondo. Attenzione, attenzione, è qui che c'è la differenza nel voler vincere e il poter vincere. Mamma mia, allora di più, ce la farò a stare sotto ai 15 minuti forse. Il telefono, siparietto con un giornalista, dice lei mi ha risposto al telefono, era un messaggio, eccetera eccetera. Spalletti dice io ti ho risposto a te, ma chi sì? Fondamentalmente, sei sicuro che ti ho risposto? Dopo me lo fai vedere, perché può essere che ti ha risposto il mio impiegato, perché poi Spalletti non è che sta tutto il tempo col telefono come fanno certi calciatori, lui lo posa il telefono e l'impiegato magari risponde, quindi poi non si capisce una cosa tra loro. Però su Mertens si risponde, Mertens gli ha portato il conto, la famosa frase che diceva Spalletti, dice sì, Mertens mi ha portato il conto, però io ti posso ricordare che abbiamo fatto bene anche senza, e il conto comunque io lo pago, e lo sta pagando Spalletti, perché le nostre richieste, insomma le nostre piccole critiche riguardano specialmente l'utilizzo di Mertens. Ma insiste Spalletti, dice prima punta è meglio perché è un cecchino e al massimo può sbagliare di 1 metro ma non più di quello, e quindi insiste che lui vede Mertens prima punta. Osi miglior giovane. Tra l'altro un amico bellino mi ricordava ma perché il Napoli non ha fatto dei post per esaltare Osimhen eccetera eccetera. Pare l'abbiano fatto su Twitter, però dovete utilizzare anche gli altri social, ragazzi, perché sono importanti. I giovani stanno su TikTok, stanno su Instagram, Twitter non lo usano proprio tutti, specialmente in Italia, quindi forza, accelerate. E Spalletti ci ricorda comunque ha avuto tanti infortuni, comunque eccetera eccetera, e questo è uno spunto che aggiungo io: se un giocatore che ha giocato pochino, tanti infortuni, vessato da un po' di sfortuna, risulta comunque il miglior giovane della Serie A,
vuol dire che la Serie A, il livello non è questo, non è eccezionale, perché uno poi si può discutere sulle A, voi avete detto la vostra sul video di ieri, cioè le A, tonali, eccetera, eccetera, ma nessuno che è stato, mamma mia, boom, che grandissima stagione che ha fatto questo giovane, non c'è stato, vuol dire che il livello della Serie A è un po' basso in generale, quindi spunta Osimhen così, anche se ha giocato pochissimo, e i colpi ce l'ha, perché abbiamo scoperto che ha il colpo di testa. Assafà Maronna, Spalletti, sei tornato a guardare il canale, a lasciare i like, l'abbiamo detto, più che questa pallata lunga sui piedi, servono i cross, perché questo fa gol. Servono anche delle prime scelte, se ci affacciamo sul mercato, per migliorare gli 11 iniziali. Giuntoli col collaboratore Pompilio parlano sempre, eccetera, eccetera. Non posso farvi nomi ovviamente, perché sennò i giocatori che ho potrebbero prendersi gol e chissà se poi se ne vanno o restano, quindi non si può fare. Però cita Kvaratskhelia, che è stato preso per rimpiazzare Insigne, ok. Quindi la formazione, che vuoi sapere? La formazione, allora ti dico che un asse non ci sta, che Lozano non ci sta perché Lozano si è andato ad operare, però noi mettiamoci subito all'opera. È uscito lungo il video, lo sapevo. Facciamo un Ambrabam tattico improvvisamente, eccoci qua, lasciamoci pure il fruto.net là, perché poi vi comprate la tazza, eccetera eccetera. La formazione così, Zanoli ribadisce come, insomma, Osimhen andava sottolineato lo sforzo di Osimhen, le cose di Osimhen premiato. Zanoli convocato in nazionale dimostra, eccetera eccetera, quanto di buono, anche se si allenano solamente dietro a Di Lorenzo, si può fare. Lombardo dice Spalletti, non aver paura, stai tranquillo, fammi parlare a me, perché Lombardo non voleva far parlare, poi mi brontola spesso, lo ha fatto, mi brontola. Società Sportiva Calcio Napoli. Spalletti, ho capito che avete paura, perché dopo quello che diceva Gattuso avete paura e volete tappare la bocca. Fatelo parlare. Spalletti è uno che c'ha esperienza, se ci fa capire una cosa la capiamo noi del Caffè Napoli 1926, il resto della gente, i giornalisti, la maggior parte non la capiscono, quindi fatelo parlare a Spalletti, lo capiamo noi siamo in pochi, siamo 13.000, iscrivetevi al canale. Insomma, Lombardo, non aver paura, gliene dico qualcuno. Quindi, uno che ci ha detto è Meret. Voi magari ci mettiamo in azzurro, non lo so, per l'ultima partita, però siamo in trasferta, però loro sono bianco-neri, che ne so. Mettiamoci Meret, mettiamoci Gulam che sarà capitano e quindi abbiamo delle certezze. Mettiamoci anche Zanoli che è stato citato. Qua K2 ovviamente, perché sembra una cosa, io ce lo metterei, ma magari ce lo mettiamo qua. Juan Jesus e K2. Un po' di riposo a Rachmani che stava esausto, secondo me ci può stare, e Juan Jesus meriterebbe la titolarità anche per quello che ha fatto. Fabiano Lobot, che è bella domanda, nel frattempo ci dice che Zielinski gioca e ci dice anche che Petagna gioca, quindi volendo essere cattivi, non mi ascoltate, Società Sportiva, tappati le orecchie. Osimhen aveva nel contratto dei bonus che scattano al 20° gol stagionale, è arrivato a 18 gol stagionali, quindi questa partita non la giocava per intero, l'ho detto agli amici e abbonati e ho vinto io. Insigne si riposa, quindi qua ci possiamo mettere un Elmas per esempio, o ci può andare Zielinski lì, non lo so, non lo sappiamo. Fabian chissà, ecco, se magari vediamo se Fabian Lobot addirittura, cioè capite l'idea che Anghissà ti serve quando c'è Mertens, si può giocare con Fabian Lobot, con Fabian che può fare quindi una sorta di 4-3-3 che diventa ibrido. Secondo me è un'idea così, io la butto lì così com'è e vediamo se ho ragione o torto, con Lobot che è più centrale, con un Fabian che può fare il 4-3-3, insomma una cosa del genere, molto zeppa ma potrei sbagliare tutto, eccetera eccetera. Dopodiché Spalletti in chiusura dice, in conclusione, io 10 stagioni 9 volte sono andato in Champions e scusate se è poco, vino per tutti da New York. Valerio Fluido è tutto, è uscito lunghissimo ma è colpa mia, no, perché è stato molto molto eccitante, è stato tutto molto eccitante e io non vedo l'ora di vedere questa partita, perché guardate la formazione come è particolare, guarda da New York, l'abbiamo detto, sì devo andare a fare il che fare, scusate. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.